Ai politici interessano le difficoltà dei nostri imprenditori? Una domanda posta con ancora più forza e drammaticità all'indomani del suicidio di Egidio Maschio. La risposta, imbarazzante, potrebbe essere no, a giudicare da quello che racconta Sandro Venzo, il presidente di Confartigianato Bassano, scosso dalla scomparsa di quello che definisce un imprenditore modello della locomotiva Nord-Est, uno degli ultimi condottieri di quella classe di pionieri che dal nulla hanno creato un impero, ha inviato una mail a circa 300 indirizzi di politici nazionali e locali, a partire dal Senato nella sua pressoché interezza, veneti compresi. Quante risposte ha ricevuto? Ma al momento nessuna, quindi al momento so che l'hanno aperta moltissimi perché vedo il messaggio di apertura, ma purtroppo non mi ha ancora risposto nessuno. Purtroppo siamo, come ho scritto nella lettera, rimasti soli. Una lettera che è sfogo e denuncia di una situazione insopportabile. Non possiamo più accettare di assistere a funerali di imprenditori che con passione e duro lavoro hanno creato i presupposti per portare il paese Italia ai massimi livelli mondiali. Non toglieteci il sogno di fare impresa, scrive Venzo, perché questa è la passione che ci anima e ci manda avanti. Perché la politica dimostra così scarso interesse nei confronti dell'impresa? Ma forse perché è completamente staccata dalla realtà del paese. Si può ancora fare impresa in Veneto? Ma io sono convinto di sì. Il problema è che è sempre più difficile. Oggi per tutti noi è una giornata di lutto perché la solitudine nella quale ci sta lasciando il nostro paese sembra non avere fine, conclude il presidente di Confartigianato Bassano. Risposte alla mail, come detto, per ora nessuna.